Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. I poliziotti della Questura di Venezia, unitamente a personale della Polizia Ferroviaria, nelle prime ore della mattinata di ieri hanno intercettato nella zona della stazione del ponte di Calatrava 8 cittadine straniere non residenti nel territorio veneziano e con a carico svariati precedenti penali per furto e furto aggravato. Le stesse sono state trovate prive di documenti e non hanno saputo dare spiegazioni plausibili circa la loro presenza all'interno della stazione, non essendo altresì in possesso di alcun titolo di viaggio. Pertanto sono state accompagnate in questura per i dovuti accertamenti, all'esito dei quali il questore ha erogato a carico di 3 di loro altrettanti provvedimenti di foglio di via obbligatori dal Comune di Venezia. Le altre 5 donne, invece, sono state denunciate per inottemperanza a precedenti provvedimenti sia dell'autorità giudiziaria che di pubblica sicurezza. Parliamo di sanità. La carica dei 254 aspiranti medici di famiglia a Venezia è arrivata in meno di 3 settimane via mail da tutto il mondo. Dai cervelli in fuga che desiderano tornare in Italia alle decine di dottoresse iraniane che vogliono fuggire dalla situazione complicata in patria. Basterebbe un 20° delle candidature arrivate a saturare l'intero fabbisogno di medici di base in laguna dei prossimi anni. Il numero totale, chiaramente, comprende professionisti la cui aspirazione non potrà essere esaudita a causa di scogli linguistici o normativi, ma nell'insieme la campagna potrà garantire importanti nuovi ingressi per la medicina generale di Venezia. A selezioni chiuse ieri, una graduatoria preliminare stilata dagli uffici dell'ULSS 3 Serenissima ha riconosciuto già i primi 11 professionisti idonei, insediabili da oggi fino al 2025. Ancora cronaca. 700 euro di spesa extra a causa di uno sciopero aereo gestito da una compagnia aerea in modo disastroso. La disavventura, seguita dall'ufficio legale di Adico, riguarda una famiglia di Martellago, composta da 4 persone che ha deciso di trascorrere una settimana a Rodi, fra l'altro pochi giorni prima dell'incendio devastante che ha colpito l'isola greca. Il nostro ufficio legale ha già inoltrato alla compagnia la richiesta di rimborso, dice Carlo Garoffolini, presidente Adico. Non è ammissibile che, visto lo sciopero, la compagnia non si sia organizzata per i giorni immediatamente successivi, lasciando come unica opzione un volo in partenza la settimana dopo. Inoltre, contestiamo le indicazioni presenti nel sito che hanno impedito ai nostri assistiti una diversa organizzazione. Si valuteranno poi le più complesse domande di risarcimento per danno da vacanza rovinata. Cambiamo argomento. Sabato 29 luglio, a seguito del maltempo del 19 luglio, in accordo con l'amministrazione comunale, Veritas effettuerà a Campagna Allupia una raccolta straordinaria del verde e delle ramaglie, riservata ai soli cittadini residenti nel territorio comunale. Il materiale dovrà essere conferito senza sacchi o involucri, esclusivamente tra le 10 e le 12 e le 16 e le 18, a Campagna Allupia, presso l'ex Pesa di Via Verdi, all'Ova nel giardino dell'ex scuola elementare in via San Marco 1 e a Lughetto, all'angolo tra le vie Marzabotto e Gori. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.